Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi continuiamo la nostra scalata al milione, obiettivo 1700. Posterò tutte le partite giocate, quindi andiamo a vedere un po' come sarà questa. Ecco, come al solito tutte le volte in cui sfido qualcuno 5 più 5 non risponde mai nessuno. E ora è vero che in America sono tipo 6 ore indietro, però in teoria qualcuno, anche in Italia, in Europa, sarà qualcuno sveglio del punteggio simile al mio? No, nessuno. Diamo di fiducia, diamo fede a questo povero sito, che è solo il primo sito più famoso al mondo. Tra l'altro molto... ce la posso... ce la posso, sono dislessico. Stamattina sono dislessico, dicevo, tra l'altro molti di voi chiedono quale app usi per giocare, eccetera. Il bello di queste nuove generazioni che sono nate con le app, ma in realtà ragazzi, prima delle app ci sono i siti web, quindi prima fanno i siti web, poi fanno le app, almeno fino a qualche tempo fa. Quindi chess.com di cui poi c'è l'app. Ok, andiamo a giocare. Stavolta niente gambetti, niente cose strane. Ecco, me l'ha fatto lui il gambetto. Il controgambetto io uso sempre la variante di cambio, mi trovo bene e me la gioco abbastanza tranzollo. D4 per pigliarti questo? No. C'è un modo per tegarti questa brutta mossa che hai fatto, perché adesso così è bella per me. Credo che questa sia proprio sbagliata, anche perché adesso guadagni un pedone, hai bloccato il tuo pedone D4, hai bloccato l'alfiere. Questa era proprio sbagliata, 100%. Ok, ci sono per lui possibilità di scacco e guadagnarsi il pedone, però il problema è che si perde ora un po' di robe. Si perde un po' di robe, qui addirittura posso anche spingere. Vediamo un po' la situazione come si mette, se c'è qualcosa di caruccio, scacco di donna non ottengo niente, però scacco di donna col cavallo si potrebbe ottenere, però prima vorrei arroccare se fosse possibile. Tac, cavallo qui, tac, cavallo qui. È il momento allora di fare scacco e poi andare col mio cavallo qui. No, che scacco, se metto il pedone qui non c'è più scacco. Ok, boh, cosa facciamo? Possiamo fare anche quelli che catturano? Facciamo quelli che arroccano? Facciamo quelli che giocano tipo alfiere qui. Giochi cavallo qui. Vabbè dai ragazzi, questa non è una posizione dove uno ci deve pensare miliardi danni, in teoria, poi la pratica è sempre diversa, ma un arrocco credo che sia la mossa buona. Ho un minuto di scarto col mio avversario, male, molto male, moltissimo male. Cambiamo i cavalli, vuoi cingizzare i cavalli? Vediamo se c'è qualcosa di... No, per fortuna c'è l'alfiere che evita sacrifice, cose strane di questo tipo. Ora c'è una doppia minaccia qui, però adesso posso giocare veramente alfiere qui, tanto questa ora non si può fare. Non cambiare i pezzi, perché se cambi i pezzi mi annoio tantissimo. Eccolo. Allora, devo smettere di parlare, premove, tanto questo cambierà tutti i pezzi, me lo sento. Eccolo qua. Il nostro amico premuvone, adesso a cavallo C6, ottimo, così faccio pressure anche qui sopra. Anche se questo pedone mi dispiace un po' perderlo, sono sincero. Sono sincero, mi spiacerebbe perdere quel pedone. Ok, io credo comunque sia di avere più attacchi. Io credo di riuscirmi a prendere questo pedone con torre di 8, alfiere F6. Credo di riuscire a papparmi il pedone. Esattamente. Adesso ho 4 attaccanti su questo pedone, quindi in teoria
dovrebbe crollare, a meno che non c'è qualche risorsa difensiva tipo questa che non ho considerato, però c'è questa, va bene, meglio così, meglio così. Meglio così, se mi pappo un altro pedone penso di essere a cavallo. Ok, penso di avere la partita, cioè un altro pedone, in realtà solo uno perché l'altro gliel'ho appena ridato. Questo cambierà tutti i pezzi, abbiamo capito, e si andrà in un finale con un pedone in più, ma che non è detta perché non siamo, non siamo Carlsen e Caruana, ma siamo due pischelli. Allora, cosa farà? Se farà, io intanto mi prendo anche dei piani B, perché non è detto che lui cambi, quindi posso giocare anche semplicemente torre in E8, niente, ha cambiato. Vabbè, a questo punto premuovo su alfiere, so già. Esatto, cambiamo tutto. Olle, che bello! Che bello cambiare tutto. Ok, adesso il mio obiettivo è di entrare in seconda traversa, il suo obiettivo è quello di entrare in settima traversa. Sta tenendo le entrate, non so quanto le potrà tenere. Io nel dubbio raddoppio. Creo una via di fuga per il mio re, adesso lui metterà torre C1, ok, va bene. Con questa mossa mi assicuro che non mi rompa le scatole. F6 indebolirebbe un pochettino, quindi F6 ho bisogno di uno scudo qui su questo re, quindi preferisco giocare più G6. Magari F6 era corretta, dopo lo vediamo, però ad intuito così ad intuito mi piace più il re in G7. Adesso appena metto il re qui tipo cambio le torri. Adesso sì che le voglio cambiare. Mi sono creato una via di fuga, ragazzi, perché avevo il matto qui del corridoio, quindi va bene. A questo punto io ti attacco qua. A questo punto io ti attacco qua. Così. Minacciando questo, o metti una torre qui, cambiamo un paio di torri, o metti la torre qui dietro. Però su torre lì mi invogli poi a fare cose così. Adesso vediamo. Ok, cambiamo un paio di torri, va sempre bene, si semplifica il gioco, va benissimo. Va benissimo. Ok. È il momento di giocare questa. Andiamo dietro ai pedoni. E tagliamo fuori il re dal gioco, molto importante, molto importante. Ok, adesso me la devo giocare con calma, ho ancora 3 minuti e mezzo, quindi va bene, vediamo un po' come si giocherà questa partita. Facciamo così, così se viene qui catturo e tengo anche il pedone. Importante tenere il suo re fuori perché ha un pezzo in meno, io posso andare in giro col mio re, quindi non è un problema. C'è questa che mi romperà un po' le balls, anche se è comunque un pedone tanto avanzato, quindi va bene. Va bene, non c'è problema. No problema, perché adesso c'ha due debolezze, quindi quando sarà il momento io andrò, tipo adesso quando fa re qui io posso giocare questa e perde un altro pedone. Oddio, anch'io lo perdo però. Ok. Dici davvero? Cazzarola. Infamello. Infamello. Sei un po' infamello, di la verità. Ok, non voglio fare la patta per ripetizioni. No! No, erano già passate. No, dai, non erano passate. No, non ci posso credere. Erano già passate. Quante ripetizioni abbiamo fatto? Una. Due. Ma che cacchio di roba è? Ma no, dai, chiamo l'arbitro, raga. Avrei iniziato a giocare di qui. No, vabbè, questa l'analizzo. Ma che roba è? Ma no, ma dai, ma che... Questa è una camurria. A febbraio, in uscita nell'Accademia di Mattoscacco, il corso di partite commentate a 10 minuti di Alessio. Ma dai, super camurria.
Qui cosa devo giocare? Su questa mossa devo giocare C6. Super camurria, ragazzi. No, non ci sto. Non ci sto. Come direbbe Laura Pausini, io non ci sto. Ma no, dai, vabbè. Qui che cosa devo giocare? Fiore di 5, va bene. E qui devo giocare G5, me lo sentivo G5, ma... Ok, questa come me la valuta? Ok, non male. Torre, ok. E vabbè, olè. Ok, voglio vedere il finale invece. Oh, fammi vedere sto cacchio di finale. Ok, ok. Va bene. Ok, qui Re F8 sullo scacco, Re G7, va bene? B5, B5. Su A5 invece, su A5 avremmo avuto una posizione di questo tipo. Comunque vantaggio del nero. Perché queste cose? Perché? Va bene, no problem, no problem. Non ti preoccupare, chess.com, a tutto c'è rimedio e la prossima volta, boh, farò più attenzione a sta roba qui. Va bene ragazzi, ci aggiorniamo, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!